Antonino Danna. Nella follia, ci ritroviamo in alto mare. In alto mare. Toda mi vida ha cambiado desde que te conocí. Paso las noches soñando y espero el momento de estar junto a ti. Atrás se queda el invierno, la primavera es mejor. Pronto en verano estaremos, tú y yo sentiremos los rayos del sol. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí. Hoy mi vida comienza a despertar. Hoy se ha abierto la puerta. Hoy te tengo a mi lado y soy feliz. Atrás se queda el invierno, la primavera es mejor. Pronto en verano estaremos, tú y yo sentiremos. Ed era il 1972 quando i Formula V in Spagna incidevano Vacaciones de Verano, le vacanze estive, anno di grazia 1972, che è passato da un pochino e soprattutto sono passati anche un bel po' di anni da quel tempo magico e l'estate peraltro sta finendo, un anno se ne va, sto diventando grande, lo sai che non mi va. Ma mentre questo accade, e domani ci saluteremo con l'ultima puntata, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è Capitaneria di Porto, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, giovedì 28 di agosto dell'anno del Signore 2025. Cominciamo subito, vi ricordo, date il sangue in ospedale, serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono i Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, l'Onda Libera di Giulio Cainarca, le videopillole, Antonino Danna che solo per domani ancora sostituirà Sammy Varin nella rassegna stampa e molto altro ancora. Un'ultima cosa che vi dico, 0292947222 è il telefono quando lo dirò io, perché ora c'è una sorpresa, e poi 340-670-9659. Allora, questa è una capitaneria, ci mancava il capitano e il capitano è arrivato. Chi è? E beh, lo sapete tutti chi è Matteo Salvini. Per cui, in questa prima parte di Capitaneria di Porto abbiamo il piacere di mandare in onda i suoi due interventi di ieri al meeting di Comunione e Liberazione. Il vicepresidente del Consiglio, nonché ministro dei trasporti e segretario della Lega, ha parlato in questo primo intervento che ascolteremo adesso con la collega Maria Antonietta Spadorcia del TG2. Ha parlato del futuro, dei trasporti, delle cose da fare, dell'Italia da fare. Prendiamo a prestito le parole della seguita rubrica a cura del sottosegretario Alessandro Morelli. E allora, Francesco, se sei pronto, buon lavoro, andiamo pure con il primo intervento. Buonasera a tutti, benvenuti nella casa costruita per il MIT, Cantiere e Futuro, e parleremo di Cantiere e Futuro. Però, Ministro, io le faccio subito una domanda, perché qui ci sono tutti i giornalisti che aspettavano, è uscita una nota che ci dice che vi siete sentiti con Giorgia Meloni, perché tanto di quello che si è detto in questi ultimi 2 giorni è si vedranno, non si vedranno, si daranno la mano, non si daranno la mano. Poi Giorgia Meloni l'ha anche citata parlando comunque di casa e di manovra. Insomma, vi siete sentiti o no?
Sì, anche se è veramente la tristezza del giornalismo. Questo non è giornalismo, questo è guardonismo d'agosto. Cioè io penso che qua la gente voglia sapere che cosa sta facendo il governo per cambiare le loro vite, non quando uno si vede, quando si sente. E quindi sì, ci siamo sentiti, però non come ci sentiamo quasi tutti i giorni per lavoro. È sempre un piacere vedere il lavoro dei 2500 volontari. Sono orgoglioso di aver riportato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al meeting di Rimini, alla faccia di qualche rosicone che si lamenta di tutto e di tutti, soprattutto per vedere i ragazzi, vedere tanti ragazzi, il tema della sicurezza stradale, il tema della consapevolezza, il tema della costruzione, poi il tema di quest'anno, i mattoni, le costruzioni, il tema del ponte. Solo in Italia si riesce a litigare sui ponti, sulle gallerie, sugli svincoli, e quindi conto l'anno prossimo, a Dio piacendo, di essere a Rimini con un padiglione ancora più importante, con tanti nuovi cantieri aperti e con la posa della prima pietra del ponte sullo Stretto di Messina, che sarà realtà dopo 50 anni di chiacchiere, grazie a un governo solido, composto da persone che si stimano, che si telefonano, che si salutano, che si vedono a cena anche senza raccontarlo ai giornalisti. E quindi sì, ho letto che Repubblica, in mancanza di meglio, scriveva ma parla prima la Meloni e poi Salvini. Insomma, non è che stiamo qua a guardare gli orari, le agende. C'è una squadra, ovviamente, che su alcuni temi ha delle sensibilità diverse, ma che poi riesce a fare sintesi. E quando Giorgia oggi ha citato il piano casa per giovani e per famiglie, parla di un tema assolutamente concreto, è una delle priorità, e conto, ripeto, al meeting dell'anno prossimo di arrivare con tanti cantieri aperti in tante città italiane, con il tema del mix dell'housing sociale, delle case in affitto o in vendita alle giovani coppie a prezzi diversi rispetto a quelli che ci sono oggi. Quindi questo è uno dei grandi temi, perché non ci può essere famiglia se non c'è casa, e quindi i mattoni servono alla famiglia, servono alla casa. Poi certo, leggevo che oggi, e faccio i migliori auguri a questa mamma, a questo papà e a questo bambino, è nato il figlio di un amministratore locale di sinistra, che ha detto: però abbiamo messo i fiocchi arcobaleno, non mettiamo né il fiocco azzurro né il fiocco rosa, perché da adulto deciderà lui che cosa essere. Ecco, io adoro la democrazia, adoro la modernità, però per quanto mi riguarda sarò limitato. La famiglia esiste se ci sono una mamma e un papà che mettono al mondo dei figli, che possono essere maschi, possono essere femmine, possono essere eterosessuali, omosessuali, transessuali, però fingere che il mondo non sia quello che è non ci porta da nessuna parte. Comunque ci siamo telefonati. Ecco. Bene, ha parlato di ponte, ha parlato di realtà, ha dato anche una scadenza, dice la prima pietra l'anno prossimo ci rivedremo qui per vederla, ma sa che c'è un'indagine che è stata fatta da Socialcom, in cui il 74% degli italiani, al 74% degli italiani piacciono le grandi opere. Allora, dopo questo, cioè se l'aspettava questo numero, 74% è tanta roba, insomma. Ma mi stupisce il 26% che dice che l'Italia non ha bisogno di infrastrutture moderne, importanti, il Mose a Venezia, l'alta velocità fra Roma, Napoli, Bari, i lavori sulla Brescia-Verona-Vicenza, case nuove, porti nuovi, dighe nuove, ponti. Gli italiani che girano il mondo vanno a farsi le foto ai ponti a San Francisco, a Istanbul, in Cina, in Giappone, in Turchia, in Svezia, in Danimarca, e poi qualcuno non vuole un ponte in Italia perché lo fa Salvini. Innanzitutto il ponte lo fanno gli ingegneri, i tecnici, gli architetti, i muratori, gli imprenditori. Poi è un mio orgoglio, parlando di giovani, a casa dei giovani, dare il via a un'opera pubblica che riporterà in Italia tanti di quei laureati che scappano dall'Italia perché in Italia non c'è lavoro e non c'è speranza. Quindi portare ingegneri da tutto il mondo in Italia,
riportare ingegneri italiani che oggi magari sono a Berlino, sono a New York, sono a Pechino, sono a Shanghai, riportarli qua offrendo loro un posto di lavoro e una speranza è per me qualcosa di fondamentale. Poi tornare a essere primi al mondo non ci dovrebbe dar fastidio. L'Italia è stata prima al mondo nel Rinascimento, è stata prima al mondo nei secoli. Avere il ponte a campata unica più lungo, più green e più utile al mondo, pensa che possa essere un bel segnale di speranza per i ragazzi che vengono qua e per i ragazzi che aspettano di avere un lavoro dopo la laurea. E mi spiace per quelli che non lo vogliono, che poi lo useranno. Ministro, Poi ci saranno ancora i traghetti e se uno vuole continuare ad andare indietro in traghetto e ci mette 4 ore, contento lui, contenti tutti. Ministro, è stato un sogno quello del ponte, un sogno e una speranza che insomma risale a veramente tanti anni fa. Le faccio 2 domande in uno. Primo, perché stavolta è diverso? Secondo, teme che ci possano essere delle manifestazioni, degli intoppi, anche delle violenze che abbiamo visto anche solo qualche tempo fa, pochissimo tempo fa, come in Ottav? Innanzitutto il ponte del 2025 è ingegneristicamente un'opera eccezionale, ma è sicuramente più utile oggi di quanto non lo sarebbe stato 20 anni fa. Perché? Perché 20 anni fa non c'erano i cantieri aperti che ci sono in Sicilia e in Calabria per l'alta velocità e l'alta capacità per arrivare velocemente in treno e in macchina a Messina e a Reggio Calabria. Adesso c'è in progettazione la Salerno-Reggio Calabria completa. Ci sono 3 miliardi di cantieri sulla 106 in Calabria, ci sono i cantieri al lavoro sulla Palermo-Catania-Messina, cosa che 15-20 anni fa non c'era. Adesso sarebbe un non senso avere un ponte che invece di 3 o 4 ore ti permette di attraversare lo stretto in un quarto d'ora. Poi è un'opera ingegneristicamente incredibile e quindi in questi giorni dal MEF dovrebbe tornare il pacchetto completo a Palazzo Chigi al CIPES, poi c'è la Corte dei Conti che deve bollinare, poi si parte entro conto il mese di settembre con i lavori e la precantierizzazione. Questa è la scaletta. Ed essere il primo ministro dall'Unità d'Italia oggi che porta all'approvazione di un progetto definitivo per un'opera così importante, permettetemi, è motivo di orgoglio per tutta la squadra. Quindi l'applauso va fatto a tutta la squadra che ha lavorato per 3 anni a un progetto su cui fior di giornalisti scrivevano non ce la faranno mai. E quindi volere e potere. E per quello che riguarda poi tutte le opere annesse e connesse, sarà un attrattore di sviluppo, di velocità e di modernità, quindi è sicuramente qualcosa di mai visto in Italia, così come le barriere del Mose, venendo più a nord a Venezia, è un'opera di ingegneria idraulica che anche lì c'erano i no Mose, i no TAV, i no Ponte, i no di professione. Chi non è d'accordo culturalmente è liberissimo di esprimere la sua idea, la violenza però non è mai segno, con la violenza non si va da nessuna parte. Io non ritengo che con le armi e con la violenza non si risolva nulla e quindi ritengo che eserciti europei e debiti europei per comprare armi e missili non siano l'interesse dei nostri figli e dei nostri nipoti. Ritengo che invece chiedere soldi ai cittadini per costruire grandi opere, per avvicinare popoli, per avvicinare culture, per ridurre i tempi, l'inquinamento e lo stress quotidiano delle persone sia fondamentale. Questo vale per la metropolitana a Milano, a Roma, a Napoli, a Torino e ovunque. Quindi conto che chi è contrario lo esprima, come è giusto che lo sia in democrazia, civilmente. Ricordo a chi è qua che noi oggi pomeriggio, state pagando lo stipendio a 418 fra poliziotti, carabinieri e militari che difendono gli operai e i cantieri della TAV e i furgoni e le ruspe per scavare una galleria sotto una montagna per avvicinare Italia e Francia. Quelli non sono delle persone che protestano democraticamente, quelli che lanciano bombe carta contro gli operai e i poliziotti sono dei delinquenti. E per i delinquenti il posto giusto non è la strada ma è la galera, perché se vuoi contestare lo fai con le idee, con le parole, non coi sanpietrini. Ministro, poi torniamo anche, perché lei ha citato gli eserciti europei, poi torniamo a parlare anche di questo.
l'Italia del sì, eppure c'è chi ha detto no o comunque ha criticato anche un'altra sua battaglia. Lei prima ha visto le prove sulla sicurezza stradale e quella è stata una sua battaglia, quella del codice della strada. Perché c'è stato anche chi davanti ad una comunque alla sicurezza anche di ragazzi, dei nostri giovani, lei che idea se n'è fatto? Perché dire di no? Ma non lo so, il bello di essere ministro è che puoi trasformare delle idee in fatti, delle volontà in concretezza e in realtà. L'opposizione da Comando Mondo fa il suo mestiere, quindi qualunque cosa faccia la maggioranza non va bene. Ma non faccio il permaloso, ci sta, nel senso che qualunque cosa io faccia per qualcuno non va bene a prescindere. Il nuovo codice della strada nei primi 7 mesi ha portato a 1000 feriti in meno, 1000 incidenti in meno e 81 morti in meno. Io sono orgoglioso dei risultati raggiunti. Se poi a qualcuno non fa piacere, veramente è così bello il nostro vivere, cioè ogni giorno che il buon Dio ci regala è così importante, unico e irripetibile, che perdere tempo a commentare l'invidia o la frustrazione degli altri non ne vale la pena. Quindi noi abbiamo avuto 1000 feriti in meno, fosse stato anche solo uno, 81 morti in meno, vuol dire che 81 famiglie non hanno avuto un agente della polizia stradale che di notte ti chiama dicendo guardi che suo figlio o sua figlia ha avuto un problema. Fosse stato anche solo uno, ecco, fossi riuscito a salvare anche solo una vita, mi farei carico con gioia di tutte le critiche di tutte le sinistre del mondo. Ne abbiamo salvati 81, quindi sono 81 volte felice di quello che abbiamo fatto. Ministro, lei prima ha citato gli eserciti europei, ha ricucito con Macron. Che non ci sono. Avrebbe detto, cioè avrebbe usato parole diverse da quelle che ha usato dopo tutto il caso diplomatico che c'è stato. Ma perdonatemi. L'insulto vuol dire offendere qualcuno. Vuol dire che io ti dico qualcosa di sgradevole sul tuo aspetto fisico, sulla tua famiglia, ti offendo, parolacce. Dire a una persona che reiteratamente dice siamo pronti a combattere, che io non ho nessuna intenzione che i figli degli italiani vadano a combattere in Russia e in Ucraina, se vuoi combattere ci vuoi tu, non è un insulto, è un ragionamento. Non penso che alla guerra si risponda con altre guerre. Poi magari gli hanno tradotto male Taches al tram, in milanese, gli dovevo mandare la versione, ma Taches al tram, ma c'è anche la versione napoletana, la versione romana, è qualcosa di simpatico per dire vai avanti te che a me viene da ridere, cioè, citando qualcosa di cinematografico. Quindi con tutto il rispetto per la massima carica francese che continua a dire vi offro io l'ombrello nucleare, il 14 luglio ha detto siamo pronti a combattere. No, non facciamo lavorare i militari per chiudere il conflitto fra Russia e Ucraina, facciamo lavorare gli ambasciatori e i diplomatici, perché la storia insegna che quando parti per fare la guerra in Russia, da Napoleone a Hitler, non finisce mai bene. Quindi i nostri figli non sono pronti a combattere, punto e basta. Se vuole andarci Macron, ci va Macron. Non penso che sia offendere nessuno o dire qualcosa di... Ah sì, sarà offeso per no, adesso non è che possa sapere... Beh, con quello che scrivono su di me io dovrei convocare gli ambasciatori di 3/4 del mondo ogni settimana, però lì mi sembra che abbiano qualche problema economico più rilevante che non le dichiarazioni di Salvini. C'è una situazione economica e sociale complessa in Francia, c'è una situazione nelle banlieue parigine, non solo parigine, complessa, perché mentre qualcuno si prepara ad andare a combattere in Russia, c'è un'invasione in atto in casa nostra da gente che non è esattamente educata alla democrazia, al rispetto, al confronto fra culture, al confronto fra diversità. Quindi però non commento, perché ho visto che il governo francese andrà in aula a chiedere la fiducia l'8 settembre
e quindi non dico nulla fino all'8 settembre, posso solo ribadire che il governo italiano tutto, non il ministro Salvini, non manderà mai un soldato italiano a combattere, a sparare, a morire in Russia o in Ucraina. Punto. Su questo nessuno mi farà mai cambiare idea. Ministro, proprio qui dal meeting sono partite con toni tutti diversi, ma comunque il concetto era lo stesso, delle critiche sul ruolo dell'Europa. Sì, fortunatamente siamo nell'era di Google e quindi sono tanti ragazzi, se uno va a googolare alcune critiche costruttive, non mi piace l'Europa, alcune critiche costruttive su come, a proposito di mattoni, è stata costruita l'Unione Europea, condivido l'analisi di Draghi di qualche giorno fa, che è l'analisi della Lega di 20 anni fa. E quando la Lega contesta una marginalità delle istituzioni europee, siamo sovranisti, nazionalisti, populisti, fascisti, razzisti, leghisti, nazisti, io ricordo che quando ci fu la prima edizione del meeting di Rimini, se non ricordo male nell'80, in tasca avevamo una moneta diversa e ricordo che lo stesso professor Draghi, così leggevo sui giornali, nella sua tesi di laurea contestava la moneta unica europea. Quindi l'Europa di oggi è solo un enorme mercato, hanno scelto delle fondamenta economiche senza occuparsi di altro. Io ricordo, perché ero europarlamentare, quando ci fu la discussione che portò alla negazione nei documenti fondativi dell'Europa delle radici giudaico-cristiane dell'Europa, perché sarebbe stato divisivo riconoscere le radici cristiane dell'Europa. Secondo me è stato offensivo negare le radici cristiane dell'Europa. Questo non per escludere altre culture, altre sensibilità, ma significa negare te stesso, significa negare chi sei. È una comunità che nega il suo passato, che presente, che futuro vuoi che abbia, se ti vergogni di quello che sei stato. E quindi è chiaro che sei ininfluente, anche perché mentre gli altri innovano, Stati Uniti, Cina, India, Giappone, Brasile, l'Europa passa il tempo a normare, a limitare, a regolamentare. Ecco, mentre l'intelligenza artificiale fa passi da gigante, noi abbiamo il tappino che non si stacca dalla bottiglietta di plastica per aiutare l'ambiente. Tu capisci che mentre il mondo va verso, ho visto qua la Maserati, guida autonoma, Politecnico di Milano, 318 all'ora, sono stato in Cina e lì ci sono l'alta velocità ferroviaria che arriva a 400 all'ora, ci sono le auto che si guidano da soli, i taxi volanti, e noi siamo in Europa a combattere contro il Green Deal che vuole mettere fuori legge le auto, le moto e i furgoni che non sono abbastanza innovativi e massacrare il nostro tessuto produttivo. Quindi bisogna vedere qual è il punto d'arrivo, però, perché il professor Draghi dice che è stato uno di coloro che ha accompagnato l'Unione Europea a arrivare a quello che è oggi. Dice oggi non funziona, perfetto, siamo d'accordo, però non basta dire dopo la pars demonstrans devi raccontarmi che cosa proponi per risolverla. Lui dice insieme ad altri oggi non funziona, quindi bisogna metterne di più. Permettetemi, è come andare dal medico perché hai mal di schiena, ti propone quella medicina, dopo un mese il mal di schiena ti è raddoppiato e il medico ti dice prendi ancora di più di quella medicina. Forse è sbagliata la medicina se non mi passa il mal di schiena. Quindi invece che più Europa, torno al meeting degli anni 80 e degli anni 90, quando i giovani vedevano un futuro crescente, un futuro roseo, quando potevi ambire a avere un lavoro migliore di quello del tuo papà, a guadagnare di più, quando c'era l'ascensore sociale. Pensiamo ad adesso, al 2025, a quanto i nostri figli pensano di poter avere un lavoro migliore del nostro, a risparmiare più di noi, a mettere via i soldi per comprarsi una seconda casa come fecero i nostri genitori, i nostri nonni. Evidentemente c'è una costruzione che non funziona. Noi andavamo d'amore e d'accordo quando c'era la Comunità Economica Europea. Non so se ve lo ricordate, una comunità di uguali.
una comunità dove i singoli stati si rispettavano, dove mettevi in comune il sapere, dove c'era l'Erasmus, dove i giovani viaggiavano e si conoscevano, dove però non c'era il dirigismo centrale di Bruxelles che decide di tutto e di tutti, perché una norma che viene decisa oggi a Bruxelles non necessariamente può andare bene in Lituania, in Portogallo, in Scozia, che infatti se n'è andata, o a Siracusa. Se noi parliamo di autonomia regionale in Italia, perché una legge di Roma a Belluno o a Trapani può avere riscontri diversi, figurati in 27 paesi. Quindi mentre Draghi, e condivido la sua parte critica, dice così com'è non funziona e siamo irrilevanti, io dico bisogna tornare a quello che i padri fondatori pensavano, a una comunità economica che mette in condivisione i valori positivi e aggiuntivi, ma lascia i singoli stati in grado di esprimere al meglio le proprie peculiarità. Quindi non più Europa, ma più democrazia, dico io, perché questo, non penso che De Gasperi, De Gaulle o Schuman pensassero alle burocrazie europee che decidono sui porti italiani, sulle autostrade, sui caminetti, sugli infissi, sulle grondaie. Ecco, io penso che l'Europa deve mettere insieme il meglio dei singoli stati, ma rispettare le singole storie, le singole culture, le singole economie, altrimenti verremo banalmente schiacciati. Altrimenti, mentre Stati Uniti e Cina innovano e investono in intelligenza artificiale, in Europa si fa il regolamento sull'intelligenza artificiale che stanno facendo gli altri. Quindi condivido le critiche del professor Draghi, ma penso che una comunità di eguali sia molto meglio che non un'unione di diseguali. Questa è la mia proposta. Ministro, ha parlato all'inizio di piano casa. Quali sono, si avvicina la manovra, quali sono gli obiettivi della Lega? Perché poi ci sono state polemiche sull'extragettito delle banche, poi le pensioni, poi, cioè, quali sono gli obiettivi e diciamo, i provvedimenti su cui assolutamente la Lega non transige? Questi ci devono essere. No, cercare di aumentare il reddito reale delle famiglie e dei lavoratori italiani, perché io ho sentito il discorso di Giorgia, ineccepibile. Abbiamo il massimo storico di posti di lavoro, di occupazione femminile, di occupazione giovanile. Leggevo che lo spread è ai minimi storici e siamo ormai alla pari coi francesi, quindi magari il nervosismo dipende anche da quello. La borsa è ai massimi, però il valore reale degli stipendi è assolutamente diverso rispetto a quello di 20-25 anni fa. Fatta salva l'analisi sulla disunione europea che ha portato a una parte di questi problemi, però bisogna intervenire su quella parte mediana, rivedendo anche, l'ho detto, qualcuno ha fatto polemica, rivedendo anche i criteri con cui si aiuta chi ha più bisogno, perché il calcolo dell'ISEE oggi non corrisponde alla ricchezza vera delle famiglie, perché se hai una prima casa di 40 metri quadri sei escluso da qualsiasi tipo di contributo pubblico e secondo me è un'ingiustizia sociale profondissima, perché aver comprato un bilocale non può escluderti dal bonus famiglia, dal bonus bebè, dal bonus affitto, dal bonus nido, perché risparmiare e investire non può essere motivo di punizione. Quindi rivedere il calcolo dell'ISEE a vantaggio delle famiglie. Sul piano casa ringrazio Giorgia di aver citato il lavoro che stiamo facendo insieme, lavorare non su alcune migliaia, ma su alcune decine di migliaia di alloggi a prezzo contenuto da mettere a disposizione soprattutto nelle città come Milano, come Torino, come Roma, quelle più costose. Qua se qualcuno è studente fuori sede sa che cosa significa pagare metà dello stipendio, perché ormai con 700-800 euro al mese a Milano trovi una brandina con altri 4 nel sottoscala, forse. E quindi andare a intervenire su quella fascia media che non è abbastanza indigente per avere la casa popolare, il bonus qui e il bonus là, ma non è abbastanza economicamente tranquilla per andare sul libero mercato. Quindi abbiamo ancora 1 anno e mezzo prima delle prossime elezioni
lavorare su quella fascia di reddito che è la maggioranza degli italiani, fra i 30 e i 60.000 euro, per semplificare, che una volta era una cifra dell'accidente, perché torniamo alle lire, una volta un reddito di 100 milioni di lire all'anno era una roba da sciuri, era una roba per cui ti pagavi tutto quello che dovevi, pagavi l'università al figlio e mettevi via qualcosa magari per comprarti la seconda casa in Romagna. Adesso con 50.000 euro, se hai 2 figli e hai il mutuo, forse arrivi a fine mese. Quindi noi lavoreremo su quella fascia centrale, il piano casa lo stiamo gestendo noi come Ministero e quindi con Giorgia è una delle nostre priorità. Aggiungo come Lega la rottamazione delle cartelle esattoriali che stanno tenendo in ostaggio milioni di lavoratori e lavoratrici italiane, che è un'altra priorità che vogliamo mettere nella legge di bilancio. Non c'è tutto per tutti, però penso che in questi primi 2 anni e mezzo di governo abbiamo dimostrato che volere e potere. Sono orgoglioso dei sacrifici fatti e dei risultati raggiunti. L'ultima domanda, Ministro. Ritorniamo all'inizio. All'inizio ha detto ci siamo sentiti, voi giornalisti siete, la colpa è sempre nostra, siete quelli insomma un po' di cioè la domanda è quanti secondi è durata la telefonata? No, invece voglio sapere sulle regionali, invece vi vedrete quando vi vedrete, avete un'idea, non ce l'avete, siete d'accordo, più o meno lo troverete un accordo? Siamo sempre d'accordo e troveremo un accordo come l'abbiamo sempre trovato in questi 3 anni, perché l'obiettivo è di arrivare bene, non politicamente o partiticamente, di arrivare con un'Italia in buone condizioni fisiche alle elezioni del 2027, per poi chiedere agli italiani la fiducia per completare tutto quello che state vedendo in quella cartina geografica alle spalle, che sono tutti cantieri aperti, strade, ferrovie, case, ospedali, scuole, dighe. Ovviamente un ponte e una diga non lo fai in 2 mesi. Il ponte sullo stretto, mi dicono gli ingegneri, sarà attraversabile dal 2032. I primi treni veloci fra Torino e Lione uniranno Italia e Francia fra il 32 e il 33. I primi treni veloci passeranno sotto il Brennero in 25 minuti a 250 all'ora, unendo Italia e Austria fra il 32 e il 33. La metro C di Roma, che è quella dei cantieri in piazza Venezia, avrà i primi passeggeri che passeranno sotto il Colosseo e i Fori Imperiali fra il 32 e il 33. La seconda metro di Torino staccherà i primi biglietti fra il 32 e il 33 e il primo treno, la prima moto e il primo camper passeranno non in 3 ore ma in 10 minuti fra Messina e Reggio Calabria fra il 32 e il 33. Quindi vorrei arrivare con un'Italia più moderna al 2027, rivincere le elezioni, arrivare al 2032, attraversare lo stretto in macchina e poi lasciare il lavoro ad altri. E questo è quello che ci stiamo... Quindi le regionali troveranno l'accordo. Ministro delle infrastrutture, quindi pure nella prossima. No, ho detto attraversare il ponte in macchina, non l'ho detto da ministro delle infrastrutture, attraversare il ponte, poi lo attraverserai anche te il ponte. Ah, certo, anche perché la Sicilia è bellissima e la Calabria anche, ma niente. No, ci troveremo adesso, è il 27 d'agosto, ci troveremo sulle regionali a breve. I voti sono il 28 settembre nelle Marche in Val d'Aosta, il 5 ottobre in Calabria, il 12 ottobre in Toscana e poi ci saranno Puglia, Campania e Veneto. L'obiettivo è di presentare i candidati migliori, troveremo l'accordo come l'abbiamo sempre trovato, non imponendo niente a nessuno ma proponendo alla squadra le soluzioni migliori. Sul Veneto la riflessione è che in Veneto, che è terra di autonomia, è terra di identità, è terra di orgoglio, è terra di fatica. La Lega ha 161 sindaci, più di 1000 amministratori locali, ha come uscente il governatore più amato d'Italia e le Olimpiadi porteranno in Italia, al di là di 2 milioni di visitatori, 3 miliardi di telespettatori che guarderanno le bellezze del nostro paese, e quindi se solo l'1% di questi dalla Cina o dagli Stati Uniti che vedranno le Dolomiti poi verrà in Romagna, poi verrà a Roma, poi verrà a Palermo e poi verrà in Salento, vuol dire che avremo fatto un gran lavoro. E quindi direi che
nelle Marche c'è continuità col governatore uscente di Fratelli d'Italia, in Calabria ci sarà continuità col governatore uscente di Forza Italia. Noi in Veneto abbiamo tanti amministratori locali in gamba da proporre come governatori del Veneto, ma sicuramente troveremo un accordo, perché con tutto l'amore del mondo penso che l'Italia abbia bisogno di energia, di progresso, di sviluppo, non di assistenza. Cioè qualcuno da sinistra mi contesta, ma il ponte costa troppo. Il ponte costa meno della metà di quello che è costato il reddito di cittadinanza, che non ha lasciato nessuna traccia nel nostro paese, mentre il ponte viene fatto per rimanere nei secoli. Quindi qualcuno punta sull'assistenza, però quando per vivere devi essere assistito, non sei un uomo libero, non sei una donna libera quando dipendi da qualcuno. Io preferisco avere una Calabria, una Sicilia, ma come una Lombardia che punta sul lavoro, sul progresso, sulla scienza, sull'innovazione, sul futuro, sulla modernità, non sui bonus. Leggo che in Toscana c'è stato l'accordo fra PD e 5 Stelle sul reddito di cittadinanza regionale. Leggo che il candidato di sinistra in Calabria propone il reddito di cittadinanza regionale. Noi proponiamo sviluppo, lavoro, infrastrutture, futuro. Noi scommettiamo sui nostri ragazzi e sulle nostre ragazze, che non hanno bisogno di assistenza, ma chiedono solo opportunità per competere con gli altri. E siccome sono più bravi degli altri, evviva i nostri giovani, e noi li vogliamo mettere in condizioni di correre e di vincere. Allora, Ministro, siamo in conclusione, ma abbiamo parlato di cantieri, abbiamo parlato di futuro, abbiamo parlato... Guarda, inviterò Macron ad attraversare il ponte come prima auto, non elettrica possibilmente. Un bel Euro 2 di quelli che sgasano... col fumo nero dietro. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. E rieccoci le 12:42 e 43 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Avete ascoltato il primo intervento di Matteo Salvini al meeting di Comunione e Liberazione insieme alla collega Maria Antonietta Spadorcia del TG2. Matteo, io un Alfa Romeo Euro 2 ce l'ho, solo che è a benzina. Fumo nero non ne fa, perché grazie a Dio la manutenzione è a posto. Per cui se dobbiamo attraversare il ponte sullo stretto, a sto punto saremo io, te e Macron. Dobbiamo farlo, e che cavolo. Adesso passiamo al secondo intervento. Stavolta Matteo Salvini è sul palco del meeting di Comunione e Liberazione, per cui ragazzi, se siete pronti potete andare, voi però potete commentare con le vostre zappe o WhatsApp al 340 670 9659, le recupereremo poi alla fine di questo secondo intervento del vicepresidente del Consiglio, ministro dei trasporti e segretario della Lega, Matteo Salvini. Andate pure. Poi, visto che è la giornata di chiusura, un abbraccio e un complimento ai 2500 volontari che hanno montato, smontato, pulito, servito. E che sono una bella gioventù. Sul casello l'anno scorso incontrai gli amministratori locali, chiesi un aggiornamento dei progetti e quindi di fare dei compiti tecnici. Ci siamo reincontrati adesso prima di venire qua
il mese scorso hanno mandato sia al Ministero che ad Autostrade per l'Italia gli ultimi ragionamenti, quindi siccome io domani pomeriggio sono in ufficio mi sono fatto carico di prendere in mano direttamente la faccenda con Autostrade per l'Italia e mi auguro al meeting dell'anno prossimo, a Dio piacendo, di arrivare con buone notizie concrete, visto che è 2 anni che ci stiamo portando dietro il tutto. Ringrazio voi perché oggi con la passeggiata di 5 ore mi avete fatto fare palestra, cosa che non faccio mai a Roma quando sono in ufficio, quindi sicuramente ha fatto bene al fisico e alla pressione. Ringrazio la squadra del Ministero che ha allestito uno stand eccezionale che ha fatto innervosire qualche giornalista di sinistra e allora l'anno prossimo lo faremo ancora più grande lo stand del MIT al meeting di Rimini, così. E ringrazio uno per tutti il vice ministro Edoardo Rixi che è protagonista del 90% del lavoro che facciamo a Roma. Non voglio far lunga, mi sono messo qualche slide sui numeri per giustificare a voi in una manciata di minuti come stiamo usando i vostri soldi, perché tutto quello che stiamo facendo ovviamente lo facciamo coi soldi in parte dei privati ma in gran parte dei contribuenti italiani. Quindi alle mie spalle vedrete scorrere sommariamente le cifre. La prima è impressionante, sono 204 miliardi, cioè fra cantieri aperti, progetti in corso e progetti di prossima cantierazione, Gudemet Yuchai, parlo in milanese anche se Macron il milanese non lo capisce, si è offeso, quindi però continuo ad adottare il dialetto e non dico tac e saltram. Allora, dei vostri soldi, ecco, hanno messo quello più grande nello schermo di fianco a uso del 52enne. Comunque, di 200 miliardi vostri ne stiamo utilizzando 125 in ferrovie, strade, idrico, di cui abbiamo appena sentito parlare, casa, TPL, TRM sono acronimi per il trasporto pubblico locale e metropolitane, per intenderci. Casa, poi ci torno su, ringrazio il Presidente Meloni perché a 4 mani io e lei stiamo lavorando a un grande piano Casa Italia che torni al secolo scorso per permettere soprattutto ai giovani e alle famiglie di investire sul futuro, perché senza una casa a prezzi accessibili non c'è famiglia e non c'è futuro. E quindi siccome siamo in una sede dove la famiglia è ancora un valore, allora poi nel dettaglio ferrovie, Stefano che ho di fianco ha un budget diviso fra nuove opere, manutenzione e sicurezza di questo genere. Stiamo lavorando anche sul recupero di alcune piccole stazioni in alcuni paesi, penso alle Marche e all'Umbria, e quelle stazioni ormai in disuso diventano un punto di riferimento per la Croce Rossa, per il medico di base, per le associazioni di volontariato, per la banca del territorio, e quindi stiamo facendo anche un'opera che non è la TAV, ma sicuramente per quelle comunità locali è importante. 1200 cantieri attivi è record storico, per cui le opposizioni chiedono le mie dimissioni un giorno sì e un giorno no, ovviamente, perché più cantieri hai, più treni circolanti hai, più è possibile avere qualche disservizio e qualche ritardo. D'altronde se dicessi che i treni arrivano tutti in orario mi chiederebbero dimissioni per un altro problema storicamente risalente. Dalla ferrovia alla strada ci sono altri 44 miliardi di euro, questi sono soldi pubblici di ANAS, perché poi ci sono i concessionari privati come ASPI evidentemente. Anche qua lo sforzo estivo di chiudere una gran parte di questi cantieri per evitare che a luglio e ad agosto ovviamente ci fossero code perenni. Il tema dell'acqua, noi per la prima volta ci siamo dotati di un piano a medio e lungo termine per evitare la perenne emergenza, che un mese è la siccità e il mese dopo è l'esondazione. Quindi con uno sforzo enorme, questi sono dei macronumeri, ogni anno vengono utilizzati in Italia 30 miliardi di metri cubi di acqua, agricolo 56%,
uso civico e potabile 31%, quindi casa nostra, e industria ed energia il 13%. Per la prima volta, dicevo, abbiamo fatto una scelta con questo Ministero, con questo Governo, abbiamo chiesto a tutti gli enti locali di darci tutti i progetti passati, presenti e futuri per sistemare la rete idrica nazionale. Risposta: ne sono arrivati più di 400 per un budget, se mi dessero i soldi, di 12 miliardi di euro cantierabili. 400 progetti da tutta Italia che comunque verranno buoni anche per gli anni a venire, che si sommano ai 500 interventi che sono già in corso, compreso l'acquedotto del Peschiera, che ci sta costando anima, sangue 600 milioni di euro, peraltro. Abbiamo adottato un primo stralcio per uno di quei 12 miliardi per partire con 62 progetti pilota in tutte le regioni italiane per rimettere a posto la rete idrica per nuovi invasi. Tenete presente che noi siamo arrivati al Ministero con alcune dighe, penso alla Sicilia, i cui lavori erano iniziati a inizio anni 80. Siamo nel 2025, non sono ancora finiti i lavori. Sarò nei prossimi giorni alla diga di Campolattaro in Campania, che darà acqua a 2 milioni di cittadini ed aziende del territorio. Tenete presente che la diga di Campolattaro, che cominciò con i soldi della Cassa del Mezzogiorno, quindi sempre con soldi vostri, a inizio di anni 80, al 2025 non ha ancora erogato un centilitro d'acqua, perché ai tempi non dico si dimenticarono, ma non riuscirono a fare qualcosa che per una diga è importante, ovvero sia le condutture che portano l'acqua a uscire dalla diga. Quindi oggi a Campolattaro c'è un bellissimo lago dove si fa surf e dove si può fare pesca sportiva. Il problema è che l'acqua non esce, quindi stiamo lavorando per far uscire questa benedetta acqua. Altro tema che abbiamo recuperato in corsa, superando ritardi accumulati precedentemente rispetto a noi, è quello delle Olimpiadi Milano Cortina. Avete visto il padiglione, perché è stato allo stand. Al di là di essere un grande evento sportivo, 4 miliardi di investimento sul territorio fra Veneto, Lombardia, Trento e Bolzano, i quasi 4 miliardi investiti ci daranno un ritorno economico superiore ai 5 miliardi, con annessi 2 milioni di visitatori in Italia. Sono già stati venduti, e parlare di Olimpiadi invernali di febbraio al 27 di agosto è curioso, sono già stati venduti 750.000 biglietti in tutto il mondo. Tenete presente che per alcune specialità, penso all'hockey su ghiaccio, certo parlare di hockey su ghiaccio alla Fiera di Rimini può essere curioso, però il biglietto costa 3-4 mila euro. Quindi non si parla di biglietti da 30-40 euro, quindi ci sarà un indotto notevole non solo come visitatori, ma la cosa grande è la stima di 3 miliardi di telespettatori che in quelle settimane useranno il telecomando dalla Cina agli Stati Uniti, dal Canada al Sud America per guardare le nostre montagne, e se riusciremo a intercettare l'1% di questi 3 miliardi noi riempiamo la Riviera Romagnola per i prossimi 50 anni. Quindi vediamo di usare il dossier Olimpiadi per lasciare sul territorio strade che poi rimarranno e per appassionare non solo con le nostre montagne ma col sistema Italia questi 3 miliardi di persone. Casa, vado veloce perché si vede poco, ci vedo poco io che sono vicino, figurarsi quelli là in fondo. Sull'edilizia privata siamo intervenuti col Salva Casa, che permette ai cittadini di andare a sanare piccole irregolarità interne alle abitazioni risalenti magari a 50 anni fa, rimettendo sul mercato quegli immobili. Risultato: il mercato immobiliare, stando ai dati ufficiali, nel 2025 primo trimestre è cresciuto sia per le compravendite che per l'affitto rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Stiamo lavorando alla revisione del testo unico dell'edilizia e delle costruzioni per dare in mano ai professionisti e ai sindaci non l'enciclopedia Treccani, ma uno strumento più agile e compatto. La Lega sta lavorando e siamo arrivati a buon punto anche a un disegno di legge che riordina le competenze delle sovrintendenze, che troppo spesso hanno potere discrezionale per decidere questo sì e questo no. E invece a me piace pensare che ci siano criteri oggettivi per evitare di bloccare costruzioni. Poi, altra riflessione che ho fatto questa mattina facendo 2 passi prima di venire qua sul lungomare a Riccione: ci sono delle splendide ex colonie delle vacanze
estive ormai disabitate, abbandonate, però mi dicono sono tutelate dalle belle arti, quindi non si può far nulla. Ecco, il mio dispiacere è che a volte questa ipertutela porti al crollo del bene invece che al riutilizzo del bene. Secondo me sarebbe più intelligente prendere e sistemare, perché a furia di tutelare poi tuteli le macerie, e quindi però riflessione a margine. Piano Casa Italia, ne parlava il Presidente del Consiglio. Questi sono denari pubblici che abbiamo già messo a bilancio, 660 milioni che sono un'inezia. Stiamo lavorando anche di risorse private da mobilitare per un grande piano casa per i giovani e per le famiglie. Sono in corso, peraltro, più di 150 cantieri di recupero di circa 15.000 alloggi popolari nelle periferie italiane. Nel padiglione abbiamo visto da nord a sud, da Milano ad Andria, passando per la Calabria, quindi stiamo restituendo e chiuderemo i cantieri entro il giugno dell'anno prossimo circa 15.000 alloggi popolari ai legittimi proprietari, e partiamo con la sperimentazione anche di un fondo nazionale per la rigenerazione urbana. Abbiamo approvato un codice degli appalti che snellisce le procedure e fa risparmiare fra i 6 e gli 8 mesi i professionisti, le imprese e gli amministratori, e dicevano che avremmo bloccato il settore. Da che è entrato in vigore sono stati più di 10 milioni le procedure di appalto, alla faccia dei gufi e dei menagramo. Per quello che riguarda le grandi opere, da qui al 2032-33, dicono i tecnici, si andrà velocemente in treno da Torino a Lione, e inciso, non c'è nelle slide, la cosa che mi fa arrabbiare da ministro e da italiano è che questo mercoledì pomeriggio noi stiamo pagando lo stipendio a 418 poliziotti, carabinieri e militari per difendere gli operai, i furgoni e gli scavi in galleria. È una roba indecente per il 2025 dover pagare delle forze dell'ordine per difendere una galleria ferroviaria. Però così è, se ci pare. Sempre 2032-2033 a 250 all'ora si passerà sotto le Alpi al Brennero, in 25 minuti si passerà dall'Italia all'Austria, e sarò il 18 del prossimo settembre all'abbattimento del diaframma dei lavori fra Italia e Austria. Il ponte, siamo l'unico paese al mondo che riesce ad avere litigio politico anche sulle gallerie, sulle rotonde e sui ponti. La società Stretto di Messina nasce per legge nel 1971. La storia narra che 2 volte l'uomo attraversò, secondo gli annali, il ponte sullo stretto senza ponte ma senza traghetti. La prima volta nel 250 a.C. il console Lucio Cecilio Metello, dopo aver vinto la prima guerra punica, narra lo storico Strabone, attraversò lo stretto su un ponte costruito di botti con 104 elefanti. Non abbiamo prove concrete, però così si narra. La seconda volta, anche lì non abbiamo evidenze scientifiche, San Francesco di Paola stendendo il mantello per far passare i pellegrini da una parte all'altra dello stretto. Io sono sicuro che sono state vere sia la prima che la seconda traversata, però per non saperne leggere né scrivere noi vogliamo partire entro settembre con i cantieri del ponte a campata unica più lungo al mondo, che sarà un orgoglio nazionale. Questi sono... Poi purtroppo per la cabala, per la scaramanzia, a volte non sono numeri, mi ha detto Salvini cambiali, e non posso cambiare i numeri. Lunghezza complessiva 3666. Mi dicono però 666 non è una bella sequenza, però non è colpa mia. E anche sti pilastri 399 metri, mi fanno, fai cifra tonda, e no, non è che posso fare cifra tonda, adesso lasciamo che ingegneri, geologi, architetti, 60 metri di larghezza, 72 metri di franco navigabile
che scendono a 65 a pieno carico, ovvero sia con i treni, con le macchine, con i camion, comunque assolutamente sufficienti per far passare tutte le grandi navi. 6 corsie stradali, 2 da una parte, 2 dall'altra, emergenza, 2 binari ferroviari nel centro, una stima che ovviamente è in corso d'aggiornamento ai giorni nostri di 6.000 veicoli ora e 200 treni al giorno, uno stanziamento di 13 miliardi e mezzo con 120.000 unità di lavoro diretto o indiretto creato durante l'operatività dei cantieri, e fa strano che ci sia qualche sindacato che raccoglie le firme contro un'opera pubblica che dà lavoro a decine di migliaia di operai. Però il mondo è bello perché è vario, ci sono fortunatamente anche sindacati che sono più concreti. Fa strano che ci siano associazioni pseudoambientaliste che ritengono il ponte un danno quando si stima in 12 milioni di tonnellate di CO2 in meno le emissioni negli anni, e non occorre uno studio del Politecnico per capire che se invece di centinaia di traghetti che vanno avanti e indietro inquinando l'acqua, inquinando l'aria, tu hai un ponte coi treni che attraversa lo stretto, tu inquini di meno e perdi meno tempo. Sostanzialmente il confronto fra l'oggi e il domani, basta guardare i telegiornali di questi giorni d'agosto, oggi il tempo di percorrenza medio in auto è fra 60 minuti quando va bene, noi abbiamo messo 180, ma quest'estate ci sono state testimonianze anche di 4 o 5 ore. In treno 120 minuti passeggeri, 180 minuti i merci, si passa da 3 ore a 10 minuti, da 2 o 3 ore a 15 minuti, poi sono riusciti pure a contestare il pedaggio, si passa dai 42 euro per auto di oggi ai 7 euro stimati per domani. Spero che i vostri 204 miliardi con oggi abbiate la concezione che sono usati per il bene del Paese. Questo è l'impegno per cui ci stiamo. Sono stato veloce, poi non parlo di altro. Viviamo tempi particolari, mi permetto solo una riflessione, visto che siamo stati a delle mostre bellissime sulla disabilità, su San Francesco e la meravigliosa imperfezione dell'essere umano, però al meeting bene o male ci si può approcciare in tante maniere diverse, però il tema del futuro, dell'innovazione, della comunità, del non dimenticare nessuno, dell'importanza della famiglia sono centrali. Poi torni sul pianeta Terra e i giornalisti che oggi mi hanno seguito per 5 ore, al di là di Macron e di altro, poi uno torna a casa stasera, guarda il TG e vede delle notizie, a mio avviso, curiose se non preoccupanti. Un'amministrazione pubblica emiliana che ha deciso di distribuire le pipe per fumare il crack per ridurre il danno, e parlo del comune di Bologna. Qua non si tratta di ridurre il danno, qua si tratta di combattere ogni tipo di droga senza se e senza ma. Quando un'amministrazione pubblica ti spiega come drogarti, vuol dire che c'è qualcosa da ricostruire, ma un'altra amministratrice, io le ho fatto gli auguri, che ha avuto un bimbo in queste ore, è un assessore comunale di un comune del nord-est, ha messo il fiocco arcobaleno perché ha detto sarà lui o lei da grande a decidere se è maschio o femmina. Ora, io sono per la libertà assoluta e il mio cantautore preferito è uno dei più grandi pensatori anarchici come Fabrizio De André, però lasciamo che i nostri bimbi e le nostre bimbe, almeno quando vengano al mondo sereni e tranquilli. Poi da grandi faranno quello che vorranno, però insomma, perché al di là delle infrastrutture fisiche ci vuole anche una spina dorsale morale e culturale nel nostro Paese. Ho sentito il presidente Draghi che ha contestato l'irrilevanza dell'Unione Europea, sono assolutamente d'accordo sull'analisi, ma al di là
dei problemi e delle difficoltà economiche, io ero europarlamentare ai tempi e mi accorsi che le cose non funzionavano non solo per il tema della moneta unica, ma soprattutto quando le istituzioni europee si rifiutarono di inserire nei testi base le radici cristiane, giudaico-cristiane del nostro continente. E tu capisci che quando cancelli il tuo passato non coltivi un gran futuro. Quindi grazie, viva il meeting e buona estate, fine di estate a tutti. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Buongiorno Antonina, figlia mia. Buongiorno a te, cara Sveva, bentornata. Era bella questa Calabria? Davvero bella. Io l'avevo visto più di una volta. Sento lontana però. Ma non avevo visto le zone che ho visto ora. Sono stata un giorno a Tropea, un giorno a Scilla, veramente bellissime. Bene. È stata una toccata e fuga perché poi sono tornata a Roma, però veramente, veramente bella. Ne sono molto contento, però io faccio una tirata di orecchie a Matteo Salvini che nel corso del suo intervento sul palco del meeting ha detto che lui dice non abbiamo i testimoni di San Francesco di Paola che inventa l'hovercraft di fatto e attraversa lo stretto col suo mantello, dice però io ci credo. Bene, il fatto che lui ci crede è suffragato dai testimoni, state un po' a sentire questa vita di San Francesco di Paola del 1764. Alla Catona finalmente con tutta la sua compagnia pervenne Francesco, ove trovossi a vista della Sicilia, che doveva essere il termine del suo viaggio. Ivi si vide presso al faro, famoso un tempo per i naufragi che vi eran continui e per le tempeste che vi regnavano ordinarie. In esso è la minore distanza di mare dalla Sicilia e fra la Sicilia e la Calabria, ma sebbene il tratto sia poco, a cagione però delle insidie che nascondonsi sotto a quell'acque, è uno dei più spaventevoli passi che incontrarsi possa fra l'onde. Trovò egli nella Catona un piccol battello che dalla Sicilia si era ivi portato a far carico di legname per trasportarlo in Messina. Al padrone di esso, che aveva nome Pietro Coloso, chiese per carità Francesco il volerlo sopra il suo legno condurre nell'isola. Scortese il marinaio, gli disse che non poteva condurlo sul suo battello senza danaro. Replicò Francesco che danaro per appunto ei non avea, con che pagarlo. E il marinaio soggiunse che barca ei non avea, con che condurlo. Allor Francesco, allontanatosi alquanto dai suoi, si pose in disparte a porgere a Dio preghiere, perché egli, col di lui potere, provveder volesse al suo bisogno. Indi, tornato al Lido, animò i suoi compagni dicendo loro che di ben fornita nave gli avrebbe Dio provveduti. Poscia, toltosi dalle spalle il suo mantello, fece mostra di volerlo stendere in mare e con esso valicare quell'onde. E allora fu che con la sua consueta semplicità dissegli fra Giovanni padre, quando volete far questo, più al proposito sarebbe il nostro mantello che è più nuovo che il vostro che è molto logoro e rattoppato. Ma Francesco, compatendo la semplicità di sua lingua e gradendo la bontà di suo cuore, alzò la destra e benedisse il mare. Stese di poi il suo mantello sull'acque, inalberò il suo bastone, fece seco entrarvi i due compagni e cominciò a solcare felicemente quell'onde. Restò di sasso per lo stupore alla novità del successo la gente che stava al Lido, ma la gente che stava in mare ed erano appunto i marinai di quel battello che non l'avean voluto condurre e che di già prima di lui eran partiti, restò per lo rossore confusa. Pur non di meno il padrone offerì suo battello a Francesco, li chiamò più volte, li pregò a gradire sua compagnia, ma egli, seguitando il suo viaggio,
tutto era intento alla gloria, che a Dio risultava da quel fatto prodigioso, e nulla badava alle chiamate che a lui faceano i marinai. A quelle grida s'avvidero del meraviglioso spettacolo gli altri uomini che stavano in mare, e tutti, siccome gli fecero applauso, ammirandolo con pietà divota e celebrandolo con sincera gioia, così non perdettero né di vista affinché all'altro lido egli giunse, né di memoria finché in questo mondo egli restarono. Dopo pressoché 50 anni che seguì questo strepitoso miracolo, nei processi che si fecero per la canonizzazione di Francesco vi furono 2 testimoni che la testificarono, e l'Apostolica Sede l'ebbe per così ben provato che ordinò che di esso nelle lezioni del breviario romano nell'uffizio di Francesco farsen dovesse la memoria con distinzione e con onore. E Papa Gregorio XIII, per maggiormente applaudirne la rarità del portento, in decorosissimo luogo nel Vaticano Palagio il fece dipignere. Ma sopra tutte le prove che di tal fatto presentemente possiamo avere, la più sensibile certamente deve riputarsi il faro per tal passaggio di già mutato e da spaventevole che era prima e difficile a valicarsi, or divenuto facile e fin ancor dilettevole e navigarlo. Vi abbiamo letto niente po' di meno che la vita di San Francesco di Paola, fondatore dell'Ordine dei Minimi, a opera di Giuseppe Maria Perrimezzi, vescovo di Ravello, Scala e Oppido in Calabria, Venezia, 1775, signore e signori, per cui insomma, anzi 1764, perdonate, nella stamperia di Giuseppe Mazzucchelli, successore Malatesta, con licenza dei superiori. Quindi, come vedete, c'erano e come i testimoni del passaggio dello stretto di San Francesco di Paola sul suo mantello. Come vedete, la fiducia di Matteo Salvini è ottimamente riposta. Allora, alle 13, 11 minuti e 27 secondi, poi tutta la gente di mare conosce in realtà questa storia tratta dalla geografia del santo. Mio nonno Carmelo, che era appunto maresciallo della Marina Militare, me l'aveva raccontata quando ero bambino. Si trova anche, se voi prendete un traghetto, ogni tanto capita di trovarla istoriata in qualche quadro appeso nella sala del bar su al piano superiore, quindi è una storia che accompagna da sempre la gente di mare. Le 13 e 12 minuti sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Sveva, intanto grazie del tuo tempo, e adesso è il tempo del faccia a faccia conclusivo con Antonella Dell'Aquila, fondatrice e presidente dell'associazione La Farfalla Bianca ETS, che si occupa di realizzare i sogni di tante persone. Quest'estate abbiamo voluto raccontarvi un'Italia del bene che non fa notizia, la ringrazio molto. State a sentire il sogno che è stato realizzato questa volta. Sveva, se sei pronta, vai pure. E allora concludiamo questo nostro viaggio nel terzo settore, nel mondo della solidarietà in questo paese, con l'associazione La Farfalla Bianca ETS. C'è stasera con noi la sua fondatrice e presidente Antonella Dell'Aquila, e poi abbiamo una giovane ospite. Chi è lei, Antonella? Ciao Antonino, ciao a tutti, grazie a te sempre alla Libertà per questo spazio. Con noi c'è Marlina, che è una delle prime, destinatarie dei nostri sogni. Come abbiamo avuto modo di raccontarti nelle altre puntate, e per chi ha avuto modo, di seguirci tramite la vostra trasmissione, il nostro obiettivo, la Farfalla ETS, la Farfalla Bianca, è quella di realizzare sogni in memoria di persone che non ci sono più. E questi sogni si trasformano poi in azioni per persone che hanno la possibilità di usufruirne per il proprio futuro, per il proprio lavoro, comunque di condizioni favorevoli. Marlina è stata ed è la destinataria di uno dei primi nostri progetti, che si chiama I Have a Dream ed è ispirato a mio padre Pietro Dell'Aquila.
Ah, molto bene. Allora, Marlina, come mai questo sogno avverato così? Da dove nasce questo sogno? Allora, Intanto benvenuta. grazie mille. Allora, questo sogno per andare a New York in realtà ce l'ho da tutta la vita Mm. e in quarta superiore avevo vinto una borsa di studio per poter andare a New York a studiare in un college per un mese, ma dopodiché non sono potuta più ad andare perché è arrivato il Covid in Italia Sì. e quindi è come se il mio sogno sia infranto. Poi per caso ho conosciuto questa associazione e proprio per caso, purissimo caso, ho espresso il mio interesse verso i loro confronti e ho detto sarei interessata a vedere di che cosa si tratta e come funziona il tutto. E alla fine ho avuto questa occasione e la sto sfruttando tantissimo, soprattutto per la lingua inglese, perché ho già ricevuto parte del mio sogno, cioè studiare la lingua inglese e conoscerla. E stiamo già anche lavorando sulla seconda parte del sogno, che è un soggiorno negli Stati Uniti per qualche giorno più o meno. Beh, insomma, un sogno molto ambizioso e anche di costruzione, o sbaglio, Antonella? Esatto, No, è esatto, un sogno esatto. è un sogno che a me personalmente aiuterà a crescere e innanzitutto sto facendo un upskilling della lingua inglese. Sì. Poi è un'esperienza di vita che secondo me bisogna fare e io ho avuto l'occasione di farla con loro e spero di riuscire a completarlo questo sogno perché in realtà noi abbiamo già anche provato a fare il visto per andare in America, ma io non ci sono riuscita ancora perché ho avuto qualche difficoltà con la documentazione. Però Capito. la cosa che mi ha colpito di più è che comunque la determinazione delle persone che collaborano con questa associazione è, loro credono nei loro sogni e li porteranno comunque a fine. E questa cosa io l'ho vista soprattutto in Antonella, che non ha mollato subito la spugna, mi ha detto stai tranquilla, lo facciamo comunque, anche se magari adesso non è il momento giusto, in futuro poi è quello giusto. Arriverà il momento, ecco. E questa è una Ti bella bisogna di cosa. raccontare un pochino meglio, ecco, la storia. Poi Marlina è una ragazza molto riservata, ma ha dietro alle sue spalle una storia anche lei molto particolare di famiglia. E allora, noi abbiamo conosciuto Marlina tramite un'altra associazione con la quale lei sta facendo un percorso formativo perché si sta formando per entrare nel mondo dell'HR, dell'HR. Sì. Lei non è italiana, lei è egiziana e ha genitori che sono ormai da tanti anni, poi magari ti racconta meglio, sono nel nostro paese da tanto tempo. E quindi la costruzione del sogno è ancora più complessa, in quanto Marlina al momento non ha ancora la cittadinanza. Ma quando l'abbiamo conosciuta, prima ovviamente di capire se poteva essere destinataria di questo progetto, abbiamo visto in lei una donna piena di energia, di una grande dolcezza e a cui potevamo dare questa opportunità che appunto, ribadisco, consiste in un corso di inglese che le permette di perfezionare lo studio funzionale alla sua attività lavorativa, magari un'opportunità anche internazionale e che lei sta frequentando in questo momento con la possibilità, credo, di chiuderlo con relativa certificazione in settembre e poi appunto recarsi a New York per qualche giorno. Come diceva Marlina, non avendo lei al momento la cittadinanza, noi abbiamo provato a fare una richiesta di visto speciale all'ambasciata degli Stati Uniti, in questo momento è stato un po', sai, i tempi non sono proprio maturissimi per riuscire ad avere questi permessi, però ci rilavoriamo nei prossimi mesi, intanto lei sta studiando e si sta preparando, ma riusciremo a portarla a New York. Antonella, ma questa foto che stiamo vedendo adesso, anzi questo collage di foto, a che cosa si riferiscono?
Per me è molto emozionante perché questo collage è proprio il link, la sintesi, diciamo così, di questo nostro modo di operare nel terzo settore con la farfalla bianca. Ed è il link tra mio padre, il suo sogno e Marlina e l'avvio del suo sogno e la realizzazione del progetto. Mio padre è morto di Covid nell'aprile del 2020 a Milano. Lui ha lavorato tutta la vita e veniva da una realtà del sud. Gli ultimi anni ha vissuto a Milano perché io e mio fratello, quindi tutta la famiglia era trasferita qui, si è trasferito. Per lui già Milano, no, era una grande metropoli, una persona che si è diplomata nel periodo della guerra, quindi sai, in quegli anni lì non era neanche da tutti riuscire ad avere anche un diploma di scuola secondaria superiore, ma gli è sempre rimasto questo desiderio di andare a visitare New York, che per lui rappresentava la modernità, l'innovazione, la grandezza. Non è riuscito perché quell'anno in cui doveva andarci invece c'è stato l'attentato alle Torri Gemelle, quindi poi per un po' di tempo i voli verso gli Stati Uniti si sono fermati e quindi non è riuscito. Questo suo desiderio è poi diventato la realizzazione del progetto che sta realizzando Marlina e che quindi quando andrà a New York porterà con lei il desiderio di mio padre. Queste foto sono proprio, oltre a chiaramente a portare il ritratto di mio padre, sono legate al momento in cui, durante un nostro evento di inaugurazione dell'associazione, abbiamo avviato il dono a Marlina, quindi le abbiamo donato in una lettera sia il corso di studio e poi appunto la proposta e promessa di pianificare il suo intervento e il suo viaggio a New York. Marlina, cos'è per te l'America? Per me l'America prima era un'opportunità per veramente mettermi in prova e poi chissà, magari anche cambiare paese. Adesso invece l'America la vedo più come un obiettivo, quindi voglio andarci per fare l'esperienza di visitare la città e di provare veramente il mio inglese, mettermi in prova seriamente e soprattutto in questo momento non è solo questo, ma anche riuscire a realizzare il sogno del papà di Antonella, perché è come se io mi sono presa in carico non solo il mio sogno, ma anche il suo, quindi voglio completarlo e voglio farlo bene. Nel Corano, citato da Andrea Camilleri nel suo libro Il cane di terracotta, che è una famosa inchiesta del commissario Montalbano, lui racconta che c'è questa leggenda dei dormienti di Efeso che per scampare alle persecuzioni dormono per 300 anni, vegliati da questo cane che si chiama Kitmir. E lui se ne serve poi per spiegare un cold case, un omicidio di 50 anni prima. Allora la domanda è: il sogno è anche una difesa, è anche una corazza, è anche un modo per difendersi da una realtà non sempre facile come quella che stiamo attraversando in questi anni, Marlina? Può anche essere, sì, perché quando il mio sogno si è infranto, diciamo che io avevo un po' perso anche le speranze. Stavo un po' gettando la spugna, ho detto, tanto non ci andrò mai, come cosa mi aspetto? Invece, quando ho conosciuto Antonella, mi ha raccontato il sogno, il progetto, diciamo che mi ha dato quell'energia che mi mancava e ho detto, cavoli, cioè, perché no? Perché non provo? E in realtà non mi aspettavo neanche un feedback positivo da loro, perché ho detto, è un sogno troppo importante, è un bel sogno, non è, non lo so, una gita, qualcosa. Quindi ho un po' detto, no, secondo me non prenderanno neanche me. Poi in realtà quando mi hanno dato il feedback, cioè è come se io credo in Dio. Sì. E come se Dio mi avesse rimandato questa seconda opportunità. Antonella, allora cos'è il sogno? Lo chiedo pure a te.
Il sogno per me è vita, è energia, è speranza. Non la trovo come una fuga dalla realtà, ma un'altra dimensione della realtà, secondo me. Una dimensione aspirazionale, ma anche concreta, e è un po' come riuscire a portare la propria ambizione, forse, ma anche i propri desideri, le proprie emozioni oltre i limiti della razionalità. Credo che a volte viviamo in una realtà, in una società, in contesti che ci vuole, in taluni casi, sai, ingabbiare in alcuni così sostrati o comunque sovrastrutture, lasciami dire. Ecco, chi sa sognare va oltre. E secondo me non c'è niente di più bello di riuscire quasi a andare ogni volta quel passetto più in là per se stessi, ma anche per gli altri. Perché no? Per me, se quando Marlina realizzerà il suo sogno, beh, io sarò un pochino più contenta. E per te l'America cos'è? America, è stata un mistero per tanto tempo. Non ti nascondo che anni fa, un po' per la mia formazione classica o comunque letteraria, eccetera, vedevo nel mondo americano uno snaturare, in un certo senso quasi, l'elemento un po' più classico della nostra cultura in certi momenti. Io adoro l'Europa, ritengo che abbiamo una base culturale, una base veramente enorme di storia, di filosofia, siamo la culla dello scibile moderno, ecco, diciamo così. E vedevo nell'America un po' la materializzazione, ecco, troppo legato all'elemento materiale. Mi è capitato per lavoro di andare diverse volte, io ci sono già stata a New York, quindi di andare a New York per diverse volte, e devo dire che mi ha affascinata. È una città che odi o ami. Mi ha affascinata per la sua particolarità, sai, hai anche un elemento emozionale molto forte, in alcuni contesti ti sembra di vivere in un film, anzi, ecco, proprio in una dimensione quasi onirica, diciamo così. Credo che sia il mondo delle grandi opportunità, ma come ogni realtà, io credo che ogni realtà possa darti un dono, possa darti buoni segnali, possa insegnare, ma ecco, tutto dipende molto da come le opportunità vengono usate dalle persone. Sono abbastanza convinta che il filtro vero è l'essere umano. Ogni cultura, ogni realtà può darti una grande opportunità, quindi l'America è molto contraddittoria per certi versi, ma dipende anche da come queste opportunità tu le usi per arricchire il tuo bagaglio. Io amo molto viaggiare e ogni piccola realtà o vicina o lontana credo che sia un elemento importante per arricchire se stessi. Io penso anche che alcune storture della realtà moderna, alcuni, come tu dici, come hai detto all'inizio, no, Antonino, siamo in una realtà molto difficile, un momento molto sofferente, molto complesso della nostra realtà, nel mondo in generale, e beh, penso che se molte persone provassero, riuscendoci, a viaggiare un po' di più, aprirebbero la mente, vedrebbero come è troppo bello accogliere il bene e il male che viene da ogni diversità per non pensare che le diversità e anche le varie culture vadano sempre salvaguardate e protette. Quindi ci vedo questo. Ecco. Marlina, e tu invece cosa ti aspetti dall'America? Allora, io mi aspetto che mi faccia crescere non solo personalmente, ma anche professionalmente. Professionalmente per la lingua inglese, mentre personalmente io penso che viaggiare non debba essere un lusso, ma debba essere concesso a tutti. Quindi spero veramente di prendere tutto quello che mi può dare quel paese. Cultura, modi, anche semplicemente relazionarmi con qualcuno lì, capire come vivono, che cultura hanno. Questa mi sembra
Mi sembra ottimo, anche perché il punto è che quando si comincia un viaggio lo si comincia in un modo e si esce sempre cambiati. Non è Esatto. mai uno che parte, fa un viaggio, torna e dice ah beh, ma non m'ha cambiato per niente, vuol dire che non ha capito niente del senso di viaggiare, dell'andare in giro, Esatto. dell'incontrare persone. Anche perché io sono un po' Esatto. spocchioso come Nanni Moretti e quindi penso che la vera felicità non sia nell'arrivo, ma nel viaggiare, appunto. Io sono felice Esatto. solo quando viaggio. E lo era anche mio papà, tanto. Ecco. Lo era anche io devo a lui, visto che io devo a lui l'amore per il viaggio. Ho questi ricordi da bambina, sai, stiamo parlando degli anni 70, quando magari i viaggi li facevi in auto, con i bambini messi a dormire nel sedile posteriore, tu che sei un amante delle auto lo saprai, tanti chilometri da sud al nord, e ogni piccolo borgo, da piccoli, me e mio fratello ci fermavamo e cominciavamo a fare il gioco di, che ne so, come si chiamano gli abitanti di, che monumento hai visto, e quindi questa bellezza del viaggiare finché è stato possibile, fino a prima, diciamo, della sua scomparsa, abbiamo continuato piccoli grandi viaggi insieme per scoprire nuove realtà e posti, scoprire la bellezza della natura. Quindi credo che questa, che può sembrare, uno potrebbe dire va bene, ma che sogno è, nel senso qual è l'aiuto, no? Un viaggio, ok, vai in un'agenzia, non è proprio così perché non tutti se lo possono permettere. Io credo che farlo donandolo a una ragazza che lui amava molto i giovani, tra l'altro, quindi cercava di aiutarli, no? Farlo a una ragazza per la quale questa opportunità è un'opportunità formativa e lavorativa, lo ha reso molto contento. Marlina, siamo in chiusura. La domanda del bravo intervistatore è sempre quella: che cosa farai domani? Che cosa farò domani? Allora, sicuramente dovrò studiare, anche se io attualmente sono in vacanza, sono in Grecia, perché sono da mio zio. A me piace un sacco viaggiare, quindi sicuramente questo sogno qui mi arricchirà moltissimo e sono contenta. E niente, domani si studia, poi si vado un po' al mare e niente, sarà questa la mia giornata. Antonella, manzonianamente, dopo questo cammino che abbiamo fatto in tutto il mese di agosto, qual è il sugo della storia? Il sugo della storia è che anche quando non pensi che cioè, pensi che non ci siano delle opportunità, o anche quando pensi che magari sei stato un po' deluso o che qualcosa non è andata come ti aspettavi, fermati a pensare, ascolta bene le emozioni e sono sempre convinta che una via, giusto appunto per mantenere la strada, per fare qualcosa di diverso e di utile, la puoi trovare. Basta ascoltare e guardare nel posto giusto. E allora, grazie e buon cammino a entrambe. Grazie mille per questa opportunità. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce. Oscurità, l'equilibrio. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità.
Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Deep down in Louisiana, close to New Orleans, way back up in the woods among the evergreens, there stood a log cabin made of earth and wood, where lived a country boy named Johnny B. Good, who never ever learned to read or write so well, but he could play a guitar just like a ringing a bell. Go, go! Go, Johnny, go, go! Go, Johnny, go, go! Go, Johnny, go, go! Go, Johnny, go, go! Johnny be good. He used to carry his guitar in a gunny sack, go sit beneath the tree by the railroad track. Old engineer McLean sitting in the shade, strumming with the rhythm that the drivers made. The people passing by, they would stop and say, oh my, but that little country boy could play. Go, go! Go, Johnny, go, go! Go, Johnny, go, go! Go, Johnny, go, go! Go, Johnny, go, go! Johnny be good. His mother told him someday you will be a man, and you will be the leader of a big old band. Many people coming from miles around to hear you play your music when the sun go down. Maybe someday your name will be in lights saying, Johnny be good tonight. Go, 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 Johnny, go. 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 Go. Johnny be Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie cara Sveva, alle 13:37 in questo momento sulle magiche onde di Radio Libertà avete ascoltato Johnny B. Good di Chuck Berry, anno di grazia 1958. Potete aprire i telefoni, possiamo aprire i telefoni allo 0292947222, abbiamo un po' di tempo da passare ancora assieme qui a Capitaneria di Porto sulle magiche onde di Radio Libertà e sarà ovviamente un piacere essere qui con voi. Questo perché naturalmente aspettiamo i vostri commenti agli interventi di Matteo Salvini, ma anche alla storia che vi abbiamo raccontato con Antonella Dell'Aquila e gli amici dell'Associazione della Farfalla Bianca Onlus. Andiamo a vedere che tempo fa in questi giorni, vediamo un po' che cosa succede. Eccolo qui. Apriamo l'ADN Cronos. Notizia d'apertura, chiude il forum sessista, scusate, FICA. Non siamo riusciti a bloccare comportamenti tossici, l'annuncio sull'home page del sito per adulti, finito nel mirino per aver pubblicato foto poi ritoccate di donne politiche e non con commenti sessisti. Ancora, USA, il congresso indaga su Wikipedia, tentativi stranieri di manipolare informazioni. Ancora, l'Ucraina, almeno 15 morti nell'attacco a Kiev, 4 sono bambini. Roma, 18enne investito e ucciso in via Tuscolana, il ragazzo tedesco è deceduto poco dopo il ricovero in ospedale, alla guida dell'auto un 25enne. Maltempo sull'Italia, allerta rossa in Lombardia, rischio laghi e prealpi varesine,
Piogge intense, forti raffiche di vento, parchi chiusi a Milano, allerta arancione in Piemonte e Liguria. Andiamo a vedere tra poco che tempo farà. Influenza 2025. In Italia sarà una delle stagioni peggiori degli ultimi anni? Che cosa sta succedendo in Australia? Minneapolis spara dalle finestre dentro una chiesa cattolica e uccide 2 bambini, suicida il killer. Da Gaza al piano casa, Meloni conquista il meeting, avanti con premierato e giustizia. Poi il sindaco di Siracusa, Whoopi Goldberg, pronta a trasferirsi qui, sarebbe un grande onore. Catania, con un drone tentano di far entrare cellulari in carcere, 3 denunce. Andiamo a vedere allora il clima che ci aspetta sull'Italia. Maltempo oggi sull'Italia, eccoci qua. Allerta rossa in Lombardia, la cronaca, e vediamo che cosa dice l'ADN. Maltempo oggi, giovedì 28 agosto sull'Italia, attesi forti temporali, nubifragi. Le regioni maggiormente a rischio sono Lombardia, dove l'allerta è rossa, e il Piemonte, dove... Quando vuoi. Ah, pronto, chi è là? Sì, pronto? Pronto? Ciao, sono Fabrizio di Sabbio Chiese. Fabrizio carissimo, dimmi. Sì, pronto. Allora io ti telefono per una cosa. Sì. Allora, di nuovo abbiamo avuto la notizia che un richiedente asilo ha stuprato 2 donne. Sì. No? È successo a Roma in questi giorni. Anche qui di nuovo c'è la solita tiritera, era sotto decreto di espulsione, ma il giudice ha detto non si può fare perché aveva fatto domanda di richiesta d'asilo, no? Ma io dico adesso, io faccio un appello non tanto a te o così, ma ai politici della Lega che ascoltano questa radio. Allora, dopo 3 anni che siamo al governo, un cittadino italiano, una donna italiana, una ragazza italiana non può più sentire queste notizie. Siamo al governo noi e non riesco a capire cosa ci vuole a mandare via persone e soggetti pericolosi stranieri. Cazzo, ma non è possibile che noi dobbiamo dare in mano ai giudici la possibilità di decidere loro se uno è pericoloso o no. Non lo puoi decidere prima se uno è pericoloso. Se ti hanno detto che ha rubato, se ti hanno detto che ha avuto comportamenti violenti, bisogna mandarli via, non siamo obbligati a vivere nel terrore. Io non riesco a capire perché dopo 3 anni di centrodestra io devo sentire queste notizie. Allora mettiamoci nei panni di questa donna di 60 anni violentata, mettiamoci nei panni dei loro familiari, voi politici della Lega, voi politici di Fratelli d'Italia, la gente è scontenta, ne hanno piene le scatole di queste notizie. Non si può avere una popolazione indigena italiana che ha il terrore degli stranieri perché non sai mai a chi ti trovi di fronte. Hai un problema, hai causato un problema, anche solo una multa, vai fuori dai coglioni. Perché sei un soggetto che non rispetta il paese, non rispetta i cittadini che ti hanno accolto. Ma quanto ci vuole fare una norma semplice? In Svizzera non vai a stuprare le donne, in Svizzera si prende una multa, non entri più e non è un paese fascista. Ma voglio dire, ma la retorica che abbiamo noi, che dobbiamo sempre sopportare questi qua di sinistra, ma per che cosa? Bisogna fare le leggi per tutelare noi, gli italiani in primis. Gli stranieri onesti e lavoratori stanno qui, tutti gli altri ma poi dai coglioni. Guardate che altrimenti le elezioni le perdiamo, perché non voteranno a sinistra i nostri, ma non andranno a votare. E lo sapete che invece gli accoglioni di sinistra ci vanno sempre a votare. Ma voi politici della Lega lo volete capire, sì o no? Quando viene a dire a te Morelli, digli di parlare di queste cose, non di parlarmi delle strade che non facciamo o delle buche. Perché la gente è terrorizzata, capisci? Non si può avere qui milioni di donne che non escono più la sera perché abbiamo questi stronzi in giro. Ciao. Benissimo, io capisco la legittima indignazione, resta il fatto che questo sia un paese di diritto con delle norme e le norme vanno cambiate. Per essere cambiate ci vuole tempo. Vorrei ricordare che è molto facile fare, facciamo la norma, facciamo questo, facciamo quello, dopodiché arriva l'Europa e si mette di traverse, allora bisogna cambiare anche la normativa europea. Scusate, ma la vicenda del centro accoglienza in Albania non ci ha insegnato proprio nulla? Ma non lo vedete che il lavoro, che fatica di Sisifo che è provare a cambiare questo andazzo? Ci vorrà tempo, determinazione,
ma bisognerà arrivare alla soluzione. Diversamente, in una democrazia non si può operare altrimenti. Altra telefonata, pronto chi è là? Pronto? Ciao, sono Marco da Settimo Torinese. Ciao Marco, dimmi tutto. Allora, innanzitutto volevo ringraziarti per questo periodo che ci hai fatto passare con Capitaneria di Porto, che è stato veramente molto piacevole. Grazie. E quindi poi ti faccio anche gli auguri per le tue vacanze, giusto? Grazie. Visto che andrai, e divertiti. Ecco. Insomma, e poi spero. veniamo alla vera causa della telefonata, perché questi erano i convenevoli dovuti, perché comunque tu te li meriti tutti. Grazie, fratello. E comunque io sono un po' confuso da questa ragazza che avrebbe subito questa battutaccia dal medico, e anziché andarla a denunciare nei posti giusti, cosa fa? Prende il telefono, fa il video su TikTok piangendo, e poi viene fuori che sui suoi social i seni li mostra al mondo. Ma allora sei credibile o no quando fai la tua denuncia contro il medico? E questo è il problema, secondo me. Come ti sei comportato in precedenza dimostra che non sei credibile in quella tua denuncia. Perché il medico potrebbe anche non averla fatta quella battutaccia a questo punto, potrebbe essersela inventata, il dubbio c'è, il dubbio rimane, no? Se non sei andato a denunciarla alla polizia o dai carabinieri, il dubbio rimane che il medico abbia fatto quella battuta. Questo siamo... Sì, per carità, però ti ripeto, guarda, al di là di quello che lei faccia e renda pubblico del suo comportamento e così via, resta un fatto: da un lato certe battute certamente non si devono fare, dall'altro lato però, visto che a maggior ragione stai facendo tutta questa protesta e quant'altro, cerca anche di capire che c'hai 23 anni, sei adulta e vaccinata, hai la lingua e la testa, e puoi anche reagire se ti fanno una battuta del menga così e mettere a posto chi ti ha detto delle fregnacce, molto semplicemente. Le mie coetanee, io non sono nato nel Medioevo, io sono del 1980, le mie coetanee quando avevo 15-20 anni lo facevano, non vedo perché oggi le ventenni non siano in grado di difendersi da sole, questo non lo capisco. Ma ci sono varie teorie, secondo me, a proposito, che possono essere applicate, però la maggior parte delle volte è perché sono abituate ad averla sempre tutte vinte, nessuno che le dice niente, e poi sono abituate alla lacrima facile, a comando. Boh, non lo so, è venuto fuori anche che è una attrice, insomma, vuole fare l'attrice, per cui ormai qua ogni minima cosa è buona per fare un video e avere i 15 minuti, come dice Max Del Papa, avere i 15 minuti di popolarità. Ripeto, rispetto, per carità, il trauma, quello che vuoi, ma aveva testa e lingua per poter rispondere a uno che le ha fatto una battuta idiota. Anche perché allora a questo punto cosa dovrei dire io? Ti voglio raccontare questo, ve lo voglio raccontare. Quando io ho fatto la visita militare, perché la classe del 1980 è stata l'ultima classe a fare la visita militare, alla fine io mi sono ritrovato dietro un separé con davanti 2 medici e un brigadiere dei carabinieri che era grosso quanto so grosso io adesso. Io avevo nemmeno 18 anni li avrei compiuti una decina di giorni dopo. A un certo punto il dottore mi disse: bene, giù le mutande. E io sono rimasto così: come? Fa lui: giù le mutande. E allora il brigadiere, facendo la vocetta da effeminato, mi disse: dai, toglitele che tanto siamo tutti maschietti qui.
Ecco, allora, io che cosa avrei dovuto fare? Nel 1998 non c'era nemmeno la DSL, ma che video avrei dovuto fare? Avrei dovuto dire che un carabiniere alla visita militare mi ha insultato nella mia sessualità, ha confuso la mia sessualità, eccetera. A parte il fatto che non c'è niente di male ad essere gay, ma voglio dire, che cosa avrei dovuto fare? Io ho pigliato e mi sono calato le mutande, né più né meno quello che mi era stato chiesto, perché poi è diventata anche una sfida. E allora? Quindi che non mi sono sentito né violentato né niente, però queste cose succedono. No, ma è successo anche a me, ma io me ne sono fregato. Appunto. Tanto non... appunto... eravamo tra maschi, gli altri che stavano facendo la visita non erano in quella stanza perché erano in sala d'aspetto e cosa fai? Ti devono visitare. Quando vai a farti la visita alla prostata devi pure abbassartele le mutande, no? Come no? A me ne hanno fatte 4, pensa un po' tu col cancro che ho avuto. Che cosa avrei dovuto dire? Sì, quindi guarda, secondo me, ripeto, il dubbio che lei si sia inventata tutto rimane. E se si è inventata anche la battutaccia, francamente, se fossi quel medico, potrei anche denunciarla per diffamazione, questa ragazza, visto che non è andata a fare lei la denuncia dalle autorità competenti. Appunto. Quindi è un po' una situazione che condannare il medico deve avere le prove, perché lì è la parola di lei contro la parola di lui. È chiaro, la battuta è di cattivo gusto, non si deve comunque fare, ma perché è di cattivo gusto la battuta, no? Ma che sia una molestia così grave non lo vedo, perché purtroppo le donne ne subiscono molto peggio di molestie. Appunto, pensate a quella signora a Roma, o adesso si scopre che sono 2 le vittime, quell'altra signora di 44 anni che quel galantuomo ha violentato dopo aver violentato la signora di 60. Al che uno dice: scusate, ma le femministe qui niente da dire, il bordello qui non accade. No, perché è una risposta bodriana. Ma guarda, mi pare che qui stiamo un pochettino perdendo il senso delle proporzioni, amico mio. Questo è il vero punto e credo che su questo saremo tutti d'accordo. Ma purtroppo non è la prima volta che accade, sono almeno 20 anni che vedo che quando lo stupratore è una risorsa bodrignana non se ne deve parlare, tutti i mezzi di informazione non ne parlano, o se ne parlano dura un giorno, se invece lo stupratore è un italiano ne parlano per un mese. Appunto. Quindi sai, questa disparità di trattamento alla fine rende i mezzi di informazione di massa, almeno quelli mainstream, li rende poco credibili, oppure per nulla credibili. Io infatti a giornali come La Stampa, Repubblica, Corriere della Sera, Sole 24 Ore, Open, lasciamo perdere Open che è ancora uno dei peggiori, i servizi informativi RAI e parte dei servizi informativi Mediaset, io non ci credo più a quello che mi raccontano. Vabbè, ma ora non vuol dire che, voglio dire, così tu mi distruggi tutta la categoria dei giornalisti. Di giornalisti c'è bisogno e come, perché come vedi il limite tra palle e verità è molto non tutti i giornalisti, labile. Quelli che sono venduti alla sinistra. Ho capito, ma quelli per te sono venduti alla sinistra, a parte il fatto che a me non piacciono questi discorsi, quello è venduto alla sinistra, quella, perché allora su qualche altra radio qualcuno potrebbe dire che i giornalisti
delle testate di destra sono tutte vendute alla destra. Cioè, cerchiamo di non cadere in questi discorsi, ma lo vi dicono. prego. E se lo dicono, tu non t'abbassi a livello di gente che fa sti discorsi del Menga, perdonami. Loro fanno il loro giornalismo e noi facciamo il nostro, è molto semplice. Che sono almeno 30 anni che le raccolgo, che vado a confrontare titoli e articoli che fanno questi giornali direttamente con le dichiarazioni alla fonte. Sì, ok, però il punto è che, voglio dire, dopo tutti questi discorsi, ti torno a ripetere, loro fanno le loro cose, noi facciamo le nostre e ognuno si fa la sua opinione, punto. E cerchiamo di non essere così settari con le cose, cerchiamo di non essere così, come posso dire, noi e loro. C'è un giornalismo che evidentemente ha un'ideologia di sinistra, sicuramente, come no? Ce n'è anche un altro che è di stampo più conservatore. Poi restano i fatti basta che tu li tieni separati dalle opinioni, sempre fatti restano, poi l'opinione te la fai come meglio credi. Sì, questo è vero, peccato che una delle tecniche che troppi giornalisti usano è quello di sostituire le loro opinioni ai fatti. Vabbè, questo è un altro paio di maniche ancora e su questo siamo d'accordo, ma da qua a dover distruggere tutta la categoria, porta pazienza, non sono d'accordo. Dai, se no davvero finiamo a credere al sito su Facebook alle Canarie che scrive puttanate e poi telefoniamo e diciamo Alberto Stasi sarà scarcerato perché l'ha detto l'avvocato. Lì hai ragione, non sono andato a verificare le fonti e tutto quanto. No, lì hai ragione, gli ho sbagliato io su quello. No, non è che hai sbagliato tu, è che c'è purtroppo ho sbagliato. rimesta nel torbido e fa il giornalista sol perché crede di saper pestare 2 tasti sulla tastiera, ma il giornalismo ti assicuro che non è questo. Quindi, no, però senti, io devo chiudere perché sono in ritardo. Anche su quel sito lì vado comunque a cercarmi le fonti, a cercarmi... E quella volta lì non l'ho fatto, forse perché il titolo coincideva con quello che spero. Ma vedi, noi non possiamo fare giornalismo su quello che speriamo, noi dobbiamo fare giornalismo sui fatti. Con questo io però ti devo salutare perché il mio tempo è scaduto. Ti ringrazio come sempre della tua buone chiamata. Vacanze ancora. Grazie, ma tanto domani ci sono ancora, domani chiudiamo. Allora, bella gente, noi ci ritroviamo domani alle 8:30 con la rassegna stampa sulle magiche onde di Radio Libertà. Sveva, grazie anche a te, come sempre. Dopodiché alle 12 ci sarà Capitaneria di Porto. Oggi niente mercatello, lo ritroveremo domani, parleremo al mercatello dei gelati degli anni 70, 80 e 90, quindi momenti di nostalgia papillare per tutti. Ci salutiamo con Fausto Papetti, Nananana Hey Hey Kiss Goodbye del 1970. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Domattina alle 9:35 l'ambasciatore di Israele Peled alla rassegna stampa. E vi ha parlato Antonino Danna. Buongiorno.
Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.